Adesso fa il presentatore e annuncia, c'è poco da fare, la stella della città. Sì, diciamo che... Sì. Sei pronto? La ciavaia la fa tu. Già stai incacagliando, No, già stiamo partendo perché male. se parli tu... Allora. Vai, parla. Allora, diciamo che è una conferma, una bella realtà. L'abbiamo pronunciata più volte. Io posso raccontare un aneddoto. Sì. La conobbi prima che diventasse la Nenzi. La conobbi prima che diventasse. Non c'è uno sbaglio. Senza offesa. Senza offesa. Ve la dovete segnare come post su Facebook. La conobbi prima che diventasse. La Nenzi che tutti conosciamo. Anzi, in quel periodo lei cantava le canzoni della nazionale, sì. Era accompagnata dalla mamma in quegli anni. Poi me la ritrovai raccomandata, nel senso raccomandata Nenzi? Perché mi chiamo Nando Mariano, all'epoca facevamo una trasmissione insieme. Siccome noi avevamo un angolo, facevamo una trasmissione che era un viaggio nel tempo, un po' come eravamo e come siamo, no? Passato presente. Siccome lei, giusto, però Tommaso chiamava artisti, cantanti che avevano un bel po' di anni di carriera alle spalle per farli raccontare. Sì. Lui disse, sai come la giustifico? Era un po'... Alla fine poi noi, visto che lei incise un brano con lo stesso Nando Mariano, trovammo un escamotage, un modo per introdurlo, e devo dire che Tommaso D'Angelo subito gli piacque e disse che l'uomo ha detto sì. Bene. Avete già capito di chi stiamo parlando? Allora. Una delle donne, delle cantanti attualmente più in voga. Sai proprio presentato. No, ma infatti guarda, c'erano 10.000 televisioni accese, ce ne sta una picciata. Ma su sempre 4. Ma quale 4? No, intendo le televisioni a casa. E tu come la Signori, la stella Nenzi muore come fa Barbara D'Urso che passa dai morti ai vivi in 2 minuti. Ecco, cara tesoro. Buongiorno, hai fatto un caffè. Ho portato anche il caffè, queste sono le mie cuffie. Queste sono le tue cuffie. Allora, buongiorno. Allora, buongiorno, aspetta, ti saluto. Però non sento niente. Bene, io ti do un bacio in fronte alla Madonna. Speriamo che ci porti bene. Allora, io dalle cuffie purtroppo non riesco a sentire. Aspetta un attimo che probabilmente è tutto abbassato, adesso ti senti. Eccoci qua. Senti un po'. Allora, tra poco parliamo di Indelebile, suoniamo strofe e ritornelli di molte di queste canzoni di Nenzi, disco che sta già andando benissimo. Tra l'altro lo sapete che la Zeus stila una classifica perché si dice sempre quella cosa che i dischi non si vendono, però i dischi si vendono molto via internet. Infatti la Zeus tramite il sito zeusrecord.it è riuscita, come dire, a risollevare le sorti. Perché la gente è pigra. No, perché molti che vivono a Berlino o in altre parti del mondo, a Monte Carlo e amano la musica napoletana, se lo fanno spedire. Fino a casa. Ve lo fanno spedire fino a casa. Ma già lasciata cuffia tu, lo so, ma intanto non vi preoccupate perché tutto resta così. Adesso sto dando alla gente la possibilità di riaccendere la televisione dopo quell'annuncio pietoso di Alberto Selli che ci ha fatto perdere tutto l'ascolto. Tranquilli, non parla più. State zitti, state tranquilli. Anzi no, stai zitto tu. Voi state tranquilli perché adesso non lo faccio presentare più. Però ci alziamo e ci teletrasportiamo, tra poco torniamo con Nenzi, le canzoni nuove e Alberto Selli. Mi alzo anch'io? Sì, alzati Nenzi. Dove vuoi andare? Tanto nella Clerici? Io non sono arrivata. Andiamo salutando. No, vado a 2 per la roba. No, facciamo una cosa, andiamo dalla Clerici e torniamo tra poco. Dove vai? Siamo nel disco di Nenzi, questo è il disco nuovo, si chiama Indelebile e il disco si apre con la traccia che avete ascoltato che si chiama Mamma Cantante, la stella è qua. Adesso. Bello, ma veramente è la prima volta che mi chiamano la stella della città. No, veramente allora, un bel complimento. Guarda, qui c'è scritto Nenzi, sei la stella di Napoli. Bene. Ci fai sognare la stella della città, l'ho detto io? Sì, mi piace. Mi è piaciuto. Allora, ci fai sognare ad occhi aperti con la tua voce, ti amo da morire, sei la migliore, un bacio dal tuo gruppo Indelebile che vuole ascoltare soltanto mia. Va bene, un bacio forte a tutto il mio gruppo Indelebile. Sì, che vuoi dire Nicola? Che mi vuoi dire? Certo, tutti mi parlano e così si fa il conduttore a Napoli. E allora c'è Alberto quando sei in diretta. Senti, allora Nenzi, prima che Alberto ci rovini tutta la mattinata, perché già lo so che succederà,
Che vogliamo dire di questo disco? La cosa più importante di questo disco qual è? Allora, la cosa più importante è che questo è il 7° lavoro discografico. Sì. E niente, contiene 10 tracce, Sì. ognuno parla in un modo diverso, sempre d'amore ovviamente, Eh. tra cui ecco Mamma Cantante, dove questa che avete appena ascoltato è una canzone che ho voluto dedicare a mio figlio e spiegare un pochettino la mia vita, come si divide la mia vita privata con quella artistica. Ecco, questo disco arriva dopo 10 anni la raccomandazione di Alberto Certo. Selli. Perché, Sì, insomma, giusto. Alberto ti raccomandò 10 anni fa, Sì, tu quest'anno, nel 2004. Ecco, tu quest'anno hai festeggiato 10 anni di carriera, Giusto. insomma, cosa è cambiato in questi 10 anni, a parte l'affetto del pubblico, a parte Nacusarelli Sord, a parte insomma scendere per strada? Oh, No, no, Nenzi, ma oh, Ma Nenzi. perché vale sempre La i soldi, cosa- ripeto la cosa, sempre i soldi, sì, i soldi. Sto facendo l'intervista seria, scusa. No, la cosa sicuramente che è cambiata è che sono maturata proprio come donna. Ovviamente io ho beh. iniziato ecco, a 18 anni che ero Sì. una bambina, voglio dire, Eh? molto, molto timida. Invece oggi voglio dire sono una donna, sono una mamma e sono cresciuta tanto. tanto. Allora, c'è una cosa che me la racconto a tutti, a chi mi chiede di Nenzi, che ne pensi di Nenzi, che ne pensi di Nenzi, ma è rimasta storica, secondo me, un'intervista che abbiamo fatto da un'altra parte, che non diremo, e alla mia domanda, Nenzi, ma che tutta sta roba, Nenzi, tutto sto successo Nenzi, tutti vogliono Nenzi e tutto parla di Nenzi, perché Nenzi? Io chiesi a Nenzi e Nenzi mi rispose, son io! Ecco, e questo è insomma la dimostrazione che un cantante, un artista ha bisogno di un'identità precisa. Se non hai un'identità precisa non puoi andare da nessuna parte. L'identità non è soltanto il timbro vocale che si deve riconoscere tra 1 milione di cantanti, ma è anche la personalità, il sapere cosa si vuole fare, dove si vuole andare. Guarda, io se fossi una ragazza normale, ovviamente non parlando di Nenzi, a me piacerebbe il personaggio Nenzi, Sì. perché sarei me stessa, capito? Sei il popolino proprio, capito? Quindi io mi piacerebbe sdoppiarmi per applaudirmi da sola. Ma ha detto un'altra cosa che passerà alla storia. No, è vero, per applaudirmi da Aspetta. sola, ma non perché magari sono brava o sono Sì. chissà chi, perché le mie canzoni mi piacciono Sì. e mi piacerebbe, sai, come da fan, come mi piace Natale Galletta, ovviamente Alberto Selli, per tutti quanti, mi piace ascoltare, io so che la tipica mangia spiegavi. Tu lo devi scrivere sulla nostra pagina. È vero. Mi piacerebbe sdoppiarmi, guardarmi per mi scippare i capelli. Pennezzi. Ma è bello, guarda che comunque è importante Sono credere. una fan di me stessa, scusate, ognuno penso che, voglio Sì, dire, ma crede, crederci è importante. credere, E non poi i nelle fatti ti danno pure potenzialità, ragione, no? non nelle potenzialità, perché ovviamente io posso piacere come non posso piacere, ok? Mi piace proprio la mia persona, Ecco, allora, volevo dire una cosa. non sto parlando vocalmente. Dopo questa affermazione, per questa storia della comunicazione, Si fatto nuovi, si fa- no, per quanto riguarda il mondo della comunicazione, volevo dire a tutte le cantanti di Napoli di stare a casa, perché io ho un'affermazione così, ma anche alla Pausini, se fosse possibile. Laura, va a fare i servizi, perché è una roba veramente... Cioè, Scusi, ma viva la sincerità, io... ma quello, Nancy, tesoro, sei una bomba. E volevo dire ad Alberto Selli, non ti mangiò un microfono, pure si parlano un po' lontano. Noi ti No, sentiamo. ma io mi affaccio per guardarvi. Ecco, allora, impara questa cosa di Nenzi Alberto che vorrebbe sdoppiarsi per applaudirsi, è una cosa. Senti un po', cara Nenzi, Una cosa l'hai notata di differente, che qualcosa è cambiato in questo CD. sì, che cosa? L'ho visto che ti sei affidata ad autori diversi. Sì. Tu in gran parte hai sempre scritto tue canzoni. Ho sempre scritto io, ma attenzione, io ancora oggi le scrivo anche per altri colleghi, però purtroppo da quando sono diventata mamma non ho tutto questo tempo a disposizione, perché poi comunque devo fare la mamma, devo fare la casalinga, devo comunque lavorare e quindi non ho tutto questo tempo, però tanti Certo, amici Zampino sono... ho visto qualcosa, Sì, però sì. ben poco Pochissimo, rispetto pochissimo. agli altri lavori. Soltanto 2 quest'anno, una l'ho scritta io e una insieme a mio fratello. Un pochino muore. No, mi piace perché all'improvviso diventa Mollica, lo Sì, sai, quel signore del TG1 diventa Vincenzo Mollica, quindi entra nei dischi, parla degli autori, parla delle cose. Vuoi parlare anche dell'arrangiamento di Enzo Russo? Ho notato una cosa e mi ha fatto lo dico. Io trovo che questa, però hai fatto bene, ma adesso sto scherzando, ti sto pariando addosso, tra l'altro è arrivato un messaggio e c'è scritto solo fate ridere, non ho capito se è un fatto positivo
perché fate parià, allora, se facite parià a Napoli è un conto, ma scrivere fate ridere, cioè vuol dire chiurito, perché fate ridere, questo vuol dire. E Consuelo non se ne è strafregata proprio, l'ha scritta, fate ridere, hai capito? Però volevo dire, questa storia di mettersi nelle mani, anzi sulla penna di qualcun altro, e io la trovo positiva, perché lei diceva non sempre hai il tempo, no, per centrare il tuo mondo, invece qualcun altro che ti vede da fuori in qualche modo ti fotografa, ti vede in un certo modo e ti vede pure bene. Per esempio, tu adesso mi devi parlare, parlando degli autori, perché mo Maravuta Cap, a un certo punto ho sentito parlare di questo Rolando Riera. All'improvviso, tu sai che qui vengono fatti sempre gli stessi nomi, no? C'è un certo Sergio Donati che scrive tutte queste canzoni, perde un sacco di tempo, anche Luca Barbato, mamma mia, quante canzoni scrive Luca Barbato? Luca, ma ti prego, ma datti pace. E volevo dire, all'improvviso invece poi sento questo nome, spunta un nome. Chi è Rolando? Mi parli di Rolando? Rolando io l'ho conosciuto che era un mio fan. Ma l'hai raccomandato tu? No, io non l'ho conosciuto che lui già aveva scritto Fammi innamorare, Fabrizio Ferri. Sì, fammi, aspetta. E niente, lui era un mio fan, quindi facendo ecco le trasmissioni con Fabrizio l'ho conosciuto là. E lì, da lì è nata E da la lì lui collaborazione. disse, io mi piacerebbe scrivere qualche canzone per te e se ci riesco mi farebbe piacere entrare nel tuo disco. Così un giorno mi fece ascoltare 20 canzoni. 20 canzoni? 20, dove io ne scelsi solo 2. Sì. Il tuo principe, scriverò che ti amo, devo dire è abbastanza bravo come ragazzo, ha 9 idee, quindi molto Vedi molto che bravo. per gli autori è importante anche questo, cioè il fatto che Nancy ti canti una canzone oggi, dopo 10 anni di carriera, caro Alberto, è un fatto, no? Cioè ti sta dando una possibilità. E quindi all'improvviso tu senti parlare di Rolando, perché questo è da nessuna parte, è inutile che ce la cantiamo. Poi la raccomandazione può essere buona o cattiva. A te non ti ha raccomandato nessuno, Alberto? A me solo papà e mamma. Certo. No, guarda, io devo dirti, io nella vita lo posso dire anzi a volte mi rimprovero pure, perché Sì. io sono un fortunato, là qualcuno mi ama, Sì. sicuramente. Anzi qualche volta sono stato io a privarmi di proposte, tra virgolette, diciamo importanti. Sì. Può anche darsi che ci sia stato qualcuno che alle mie spalle magari abbia speso qualche parola per me, Sì. questo non lo posso negare, però Stiamo per tornare nel disco di Nancy, intanto sono Veronica dai Quartieri Spagnoli, vorrei ascoltare Francesco Machizzano, vorrei dedicare poi un brano di Nancy a zio Lalli, a zia Mimì e un bacio dal piccolo Raffaele. Vuoi salutare tutti? Ecco, poi sono Maria da Cerra, siete grandi, voglio dedicare una canzone a mio marito Vincenzo, che amo tantissimo. Ciao Ettore, ciao Consu, ciao Sergio, sono Mario Leatico. Uè Mario, volevo ringraziarvi per la compagnia di tutte le mattine e salutare Gino Da Vinci, anzi ascoltare Gino Da Vinci. Poi ciao Albi e a tutti voi. Albi sei tu, Albi Sì. fa milanese, ciao Albi. E là. Allora, tutti voi, sono Antonella da Curti e vorrei salutare, anzi vorrei dire ad Alberto che è bellissimo. hai visto? Mamma mia. Mangiate voi limone, schiatta, schiatta. Senti, Adesso che parente la mia, Nancy, adesso Alberto, voglio fare soltanto una prova, poi torniamo nel tuo disco. Volevo le parole del ballo del cavallo. Sì. Ecco, allora adesso mette le sue mani fatate sul pianoforte senza male fatate. e volevo sentire la versione di Nancy, un pezzettino di O ballero cavalla Ma cantata. non è io la faccio. Eh sì, tu come la fai? Il re. Ma che lo ballero cavalla è un, non è che... cioè, Ma noi di Sergio che è brava Sì. a suonare, perché non lo Alberto. coinvolgiamo? Alberto, allora adesso in esclusiva per Vai, mi noi... arrangio con la tua tonalità, dai. In esclusiva, grazie. Volevo chiedere alla regia, gentilmente come fa Barbara D'Urso, mi scrivete in esclusiva, grazie. O ballero cavallo. In alta. È alto. È alta. Lascia, ma poi. Mentre loro fanno le prove, regia, ti prego, in esclusiva, solo in esclusiva, non importa cosa. Intanto questo è l'appuntamento con il mondo neomelodico, siamo reti unificate, condomini unificati su 4 canali televisivi, Campania TV, Teleurania, Marzian TV e Teleblu, che come Lì è sempre... Sergio, perché E lui è Sergio, che vedete, pronti? vedi se va bene per te? Allora, aspetta, facci mangiare la propria, dove la venuta, la vitanga a me.
Cosa sta dicendo? Ma no, diventa difficile anche per lei perché è un'altra tonalità. E infatti è alta. Vedi? Allora facciamo una cosa, Dai, ecco, dai. grazie per aver scritto. Manda un video e poi la facciamo. Magari dai, la proviamo, dai. Faccela provare un pochettino, poi facciamola bene sta cosa, perché sennò poi veramente cambiano canale. Allora, alza il cursore, grazie. Nel disco di Nancy nuovo che si chiama Indelebile, la canzone che abbiamo ascoltato si chiama Scriverò che ti amo. Allora, volevo salutare la signora Rosa da Pompei, che ha fatto una telefonata, ha parlato con Consuelo e ha detto: ma scusate, ma sto signore che sta parlando, nessuno mette a posto che si sta pigliando tutta sta conferenza con Alberto Selli. Allora, signora Rosa, la volevo ringraziare per tutta questa stima e tutto questo affetto che parte da Pompei. Tra l'altro sono molto legato a Pompei, però le voglio dire una cosa: io conosco Alberto Selli da un tempo veramente, Mi ha corteggiato per scritturarmi. ecco, ancora prima del ballo del cavallo, Molto cioè, prima, ma molto prima Più del di 20 ballo. anni fa mi offrì un posto a radio. Sì, vabbè, lasciamo No, perdere. dice, no, le aricide. Se ti piace filmare con il cumuleo. Allora, io lavoravo in una radio, non era una radio napoletana, non si trasmetteva musica neomelodica, e chiesi ad Alberto: perché non vieni a trasmettere con me? E lui mi diede questa risposta, cioè: io già fai i matrimoni e comunione, tu che vuoi con Laura Pausini? Che me ne importa a me Laura No, Pausini? Lucetto va così. Vabbè, insomma, questo era. Allora, signora Rosa, le volevo dire, ci conosciamo veramente da tanto tempo, poi delle volte non serve la confidenza, cioè non serve dare la confidenza, serve avere un bel rapporto con una persona. Se io non provassi stima per Alberto Selli, lei Alberto Selli qua non lo vedrebbe né mai né mai. Ma Adesso, infatti, se gentilmente mi date la telecamera Questo della sarà un verità. momento Ah, indelebile. questa è una telecamera. Questo sarà un momento indelebile. Aspetta un attimo, Alberto. Alberto, ecco qua, questa è la mia telecamera. Volevo farvi vedere una cosa. Aspettavo Nancy per i tacchi che ha Sì, fatto oggi Nancy. ti ho stupito, guarda. Ma guarda che disgraziata, io adoro le scarpe di Nancy, ci siamo incontrati martedì sera che tu avevi una diretta qui, c'aveva dei tacchi che insomma da quinto piano praticamente. Ma tu stamattina sì, hai sì. scombinato una famiglia Perché? per portarmi Perché? qua, perché Sì. tu come ben sai io mi sono imballato come sono portata la Ma come si brutta? Aspetta regia, perché voglio andare su Alberto. Signora Rosa, adesso le faccio mandare un bacio da Alberto Selli, prego. Mamma, come sei bello in questa telecamera, Alberto? Ho scoperto che questo è il tuo profilo migliore. Su troppo bella, la telecamera. Ecco, scusate, voglio fare una ripresa dall'alto, non mi togliete. Ecco, che cosa c'è, uno pensa, negli studi televisivi? C'è tutto questo, vedete, al contrario. Bene, adesso da domani tutta la concorrenza comincerà ad andare in onda al contrario, è un fatto. Molto bene, ma adesso, signori, succede una cosa in esclusiva soltanto per noi. Nancy e Alberto Selli, suona Alberto e canticchia anche un po', ma soprattutto Nancy canta o balla Rocavalla. A mio modo, Sì, ovviamente. è naturale. Vai. Oh. O ballo cavalla, è facile e non sballa, non zumba un coppo in spalla e ti metti a cavallo. A chi ti porta in cuola non ha da essere molla, se non fornisce sballa si salva su cavallo. Per andare a marcia avanti, per andare a marcia indietro, e finché non si arrete, vedrai sarà un piacere. E oh po po, le mani sulle spalle, e oh po po, ti appoggi sulla schiena, e oh po po, le gambe al giro vita, e oh po po, evita la salita. O ballo cavalla, è facile e non sballa, e chi ti sta a da pavano pegna. Brava! Ma che bravi, una versione femminile, devo dire, anche delicata, Nancy, sei L'ha stata. fatto un po' più Ma che melodico. meraviglia, tras. Allora, tra un po' ci teletrasportiamo, poi torniamo nel disco di Nancy, poi facciamo un po' di giochetti, perché dovete fare il matrimonio, ci sono un po' di domandine. Allora, Imma da Castellammare, saluto mia mamma Lucia, mia sorella Francesca. Nancy, sei bravissima. Grazie. Mua. Poi, Nancy, sono Alessandra dalla Riviera. Sei la migliore, mi hai fatto emozionare. Martedì con il piccolo Vincenzo, sei grande, sorridi che sei la più bella, sorridi che sei Ma la dove più sta la Da, da, telecamera? Io da, vado da. avanti. quella lì, devi guardare lì. Poi, complimenti per il programma, un saluto speciale per Nancy, un saluto Massimo da Palermo. Massimo, saluti a tutta la Ciao Sicilia. Massimo Neomelodico, ecco
ecco appunto. A Massimo Neomelodico da Palermo. Ah, è dalla Sicilia. Sì. Nancy, sono Rossella da Marcianise. Mi puoi dedicare il brano Doi Compagna per la mia amica Anna? Sei fantastica. Non so se ce l'abbiamo qua in Penso scaletta. di no, Comunque no. un bacio forte forte, dopo ti accontento con un'altra bella canzone. Allora, Cira da Ercolano, mi fai ascoltare Anthony che salutiamo, poi Nancy, sono Rosa da Qualiano, mia figlia Maria ha 4 anni, si è innamorata delle tue canzoni, sei bravissima. Ciao Maria, un bacione. Mua. Nancy Coppola, sei una ragazza modesta e semplice, sei grande, fammi sapere quando vieni in Toscana. Allora ci terremo aggiornati tramite la mia pagina ufficiale di Sì. Facebook, Nancy Coppola, cliccate mi piace. Alberto, siamo in Toscana? È bella. Dati un tono, grazie. Mi fate sentire, parla solo italiano da questo momento in poi, mi fate sentire Nancy e Francesca Francese, poi sono Maria Arca da Ponticelli, non pensate a nessuno quando dicono che fate ridere, invece fate parià, hai ragione Selli, a gelosia v brucia. Insomma, gelosia v brucia. Senti un po', allora, prima di teletrasportarci, io faccio un giochino, poi fate il matrimonio tutti e due insieme, stamattina lo facciamo a 4 voci, anzi a 2 voci, però faccio delle domandine, il teletrasporto, un attimo solo, volevo chiedere una cosa a Nancy. Sì. Ti cito un cantante, un collega o una collega e tu mi dici se con questa collega faresti un duetto, ci andresti a cena o insomma, manderesti un messaggio per salutare. Sì. Ok? Emiliana Cantone, che faresti con Emiliana Cantone? Ci andresti a cena? Ci mandano un messaggio per salutare o un duetto insieme? Devo scegliere? Certo Nancy, sì. Ci andrei a cena? Tu ed Emiliana. Sì, E tranquillamente. Per dire che? Ma niente, per passare una serata diversa. Per passare una serata diversa. Certo. Quindi non ci mandassero un messaggio per salutare. No, Ma io le posso mandare anche un messaggio per salutarla, figurati. Ma Un guarda, bacio. adesso la cogli, non la cogli mai in castagna. Tra l'altro Ma l'ho guarda, vista, una cena, figurati. ho visto su YouTube una diretta che avete fatto insieme. Sì. E com'è andata? Abbastanza bene. Non vi siete presi a capelli, a calci? No, assolutamente, ma noi No. siamo amiche, ma perché questa cosa? Sono amiche. Ma noi siamo amiche, scusate. Signori, Emiliana e Nancy sono amiche, con questo ci teletrasportiamo. Andiamo a Forum. Vallo a dire alla Palombelli che tu ed Emiliana Cantone siete amiche. Diresi Ma perché fai in Diresi alla giù? Palombelli che io no. Torniamo tra poco. Grazie. Il disco di Nancy che si chiama Indelebile, disco nuovo che potete acquistare chiaramente in tutti i negozi ma anche sul sito della Zeus, zeusrecord.it. La canzone che abbiamo ascoltato si chiama Non c'è rispetto. Hai fatto un video, che questo è il singolo? No, singoli No, dico, ancora. aspetta un attimo che Sergio credo che debba azionare questo microfono, non so se ci sei, molto bene, adesso Sì, ci sei. ok. Allora, dicevo, c'è un video di questo disco? Ancora no, ci stiamo lavorando. Hai un'idea? Sì, appunto Non c'è rispetto e Mamma cantante. E Mamma Cantante. Le canzoni che appunto abbiamo fatto ascoltare prima. Allora, adesso volevo gentilmente chiedere alla regia di mettere in esclusiva, perché sto per fare veramente una cosa alla Barbara D'Urso. Allora, ho parlato con Rosa, che è la collaboratrice di Nancy Coppola, e lei gentilmente mi ha dato il telefonino di Nancy. E così ho trovato 2 messaggi. Nancy che scrive ad Emiliana ed Emiliana che risponde a Nancy. Ma perché vai giù? Allora, alle 9.32, 21.32 di martedì, dal telefonino di Nancy parte questo messaggio per Emiliana Cantone. Statta a casa. Alle 9.33, alle 21.33, dal telefonino Che mi ha risposto? Sono curiosa. di Emiliana, attenzione, parte un messaggio tutto in italiano. Nancy, mettiti a fare la cantante alla mamma che hai più successo. Questo è il messaggio reale. Alle 21.32 parte dal telefonino di Nancy, alle 21.33 Emiliana risponde. Quando venite qua dovete dire la verità. Non è vero, è proprio un giucis. Ma quale inciuccio? Quella è la verità. E male Allora, senti un po', allora, a Fabrizio Ferri, che cosa faresti a Fabrizio Ferri? Cioè, che cosa faresti? Una cena insieme, un bel messaggio può salutare o un bel duetto? Un duetto l'avete fatto il duetto? No, non ancora. E quindi- Vabbè, ovviamente cene ne abbiamo fatte, quindi mando un bacio forte da parte Un bacio? No, vedete, le scelte sono 3, un bel messaggio. Che scriveresti a Fabrizio Ferri nel Ah, è un messaggio? messaggio? Sì, e per forza, un messaggio può salutare?
Lo salutare. Ciao Fabrizio, un grande bacio. Sì, bene, Nancy. Che c'è risa? Senti, volevo dire, Alberto, tu a Gigione, con Gigione ci andresti a cena insieme, faresti un duetto con Gigione o ci mandassero un bello messaggio per salutare? Un bello messaggio. Per salutare. E che cosa scriveresti nel messaggio? Posso saperlo? Attenzione. Ci ha pensato, non lo sa. E pensa, c'è molto a pensare. Ci sono i tempi televisivi, grazie. Sì. Ma tu lo sapevi? Non lo so, direi Non lo so. semplicemente ciao. Ciao, Pino Mauro, ciao, che Pino piacere mi fa. Mauro, Allora, sono Angela, vi ascolto tutti i giorni, anche mia figlia di 15 mesi, vorrei ascoltare Nancy, salutiamo Angela il bimbo. Un bacio, ciao Poi Angela. sono Concetta, Nancy sei bellissima, un bacio ad Alberto, siete tutti simpatici, vorrei ascoltare Nancy. Siamo Raffaella, Antonella e Dora dal Rione Traiano, siete bravissimi, Nancy sei grande. Mi fate ascoltare Nancy non c'è rispetto, l'abbiamo messa prima, poi sono Anna da Caravita e vorrei ascoltare Nancy, continua così, sei grande. Grazie. Nancy, sono Crescenzo da Torre Annunziata, volevo dirti che hai spaccato, e vai, sei grande, Emiliana, tranquilla, non spegnere il televisore, Emiliana, stai tranquilla, ti prego. Allora, sai che c'è un disco nuovo di Emiliana che si chiama, aspetta, come si chiama? L'unica differenza. Sì. L'unica differenza tra te ed Emiliana, qual è? L'unica differenza è, vabbè, ognuno ha il suo genere, lei forse è più italianizzata, io sono più napolegna. Sì, volevo dire una cosa a Lello. Lello, non mi guardare così, io faccio la televisione, devo fare ascolti, non posso dire a Nancy solo sei bravissima e sei bellissima, non mi guarda nessuno. Hai capito? Aspetta, voglio fare un regalo a Lello, un attimo, scusate, che è un nostro amico. Mi date la mia telecamerina? La telecamerina della verità. Allora, Lello mi accusa perché dice che io sfotto Consuelo per il sedere. Tutti vogliono sapere dov'è il chirurgo dal quale è andato. Volevo prendervi un attimo, Nancy. Scusate un attimo. Vabbè, il chirurgo qua non ci vuole, qua ci vuole per aspirare. Ma che aspirare? Nancy, sei in gran forma, devo dire. Vabbè, basta. Volete uno shock? No, lasciatemi la telecamera. Ma Ma guarda che da fa per avere... Volete uno shock improvviso? Guardatelo, ecco qua. Abbiamo perso tutto l'ascolto. Una cosa... Quasi quadramma attendere lì. Tirassa prissa. Bene, allora voi dovete fare il matrimonio, lo sapete cos'è il matrimonio? Lo fate insieme stamattina? Come in che senso? Sì, spiega un po'. Allora, bisogna, solitamente voi ai matrimoni andate a cantare, Sì. invece all'improvviso diventate organizzatori dei matrimoni. Ah, dobbiamo organizzare. Per cui dovete decidere i due cantanti che si sposano, oppure un cantante e un'organizzatrice, un cantante e un manager, un cantante... quello che Ma si vi pare. sposano insieme? Che si sposano insieme. Poi scegliete i compari, poi scegliete il prete, poi scegliete i camerieri, i cantanti e roba varia. Partiamo, uno lo dici tu e uno lo dice lui. Quindi decidiamo i due che si sposano, tu scegli la donna. Chi facciamo sposare? E vabbè, sono tutte quante sposate. Ma una volta che stiamo parlando di Emiliano, parliamo di Emiliana Cantone. Si sposa ufficialmente Emiliana Cantone. Alberto, con chi si sposa? Ma deve Emiliana? essere per forza un collega, cioè dobbiamo dire per forza... No, un addetto ai lavori anche, cioè qualcuno che lavora in questo campo, sì. Con chi si sposa Emiliana? Uno che ci ha sposato, Rosario Milaggi, per esempio. Emiliana deve essere single, scusa. Ah, single, è così. No, ma è benissimo. È fantasia, ok. Emiliana si sposa con Rosario Miraggio. Chi sono, Nancy, i compari di Emiliana Cantone? I compari. Sì. Ce li ha in testa, pensaci Vabbè, un visto che tu attimo. tieni sempre un mock, ci facciamo, tu fai compare. Sì. Come? Ma scusa, Nancy. tieni sempre un mock. Oh, Dio, questa si sta ribellando, Nancy si ribella. Nancy mi si ribella in onda. È una cosa... E volevo audience. Ecco, ma ho bisogno di qualcuno che mi accompagni a fare il compare. Chi fa? Consuelo. A compare, vai. Ecco, Consuelo. allora, adesso invece, chi sono, Alberto, i compari di Rosario Miraggio? Uomo o donna? Grazie. Facci Mario Guida e Console. La dovete finire con Mario Guida. Madre, no, Mario Guida. Ma lo mettete sempre Mario Guida, ma perché non lo lasciate a casa? Allora, bene, chi fa il prete, Nancy? Io devo... Sì, chi fa il prete? Io stimo, però ho che belli, tranquilli, seri, Natalia Galletta. A prete, ci azzecco un po'. Scusate. Bene, invece mi servono, Alberto, mi servono i due chirichetti. Chi li fa? Cirichetti, Timadadà e a Sergio Donato. E beh, non si sposeranno mai, perché, Perché? perché se ne cade la chiesa. Cioè, è finita. Allora, Nancy, il fioraio, chi lo fa? Il fioraio? Sì. È il fioraio.
Nando Mariano. Nando Mariano fa il È fioraio. bello perché a Nando Mariano quando faccio furtaio. Maio cantante però. Allora attenzione perché per ogni matrimonio che si rispetti c'è un organizzatore o un'organizzatrice, Certo. perché voi siete, come dire, le teste, però poi c'è qualcuno che faccia per voi, no? Che vada lì ad organizzare tutto. Alberto, a chi lo facciamo organizzare? Grazie. Anna Cammarota. Anna Cammarota. Anna, come stai Anna? Dai, fatti sto matrimonio di Emiliana Cantone e Rosario Miraggio. Io lo so che tu sei abituata ai big, ma in fondo anche Rosario Miraggio e Emiliana Cantone, una parolella può neriscere. Bene, poi volevo dire un attimo, mi serve il maître, il capocameriere. Chi lo fa? Io l'ho già detto sempre. Sì, Nancy, tu. Alberto. Alberto. Fatti sta passata. Ma sono preoccupato che su Tu gai. poi la battuta l'hai fatta già l'altra Faccio volta. capocameriere allora. Fai un maître. Ah, un metro, atto di bello, che ti diceva tante cose. Mi servono 3 camerieri, 2 li dice Allora, tu Alberto. metri, capito? Un metro. Allora, 3 camerieri, 2 li dice Alberto e uno o una me la dice Nancy. 2 Cosa? camerieri. Vabbè, in da sala con me, Dino Tozzi sicuramente non andava a casa. Primo cameriere, secondo cameriere, Leo Ferrucci. terzo cameriere o cameriera Nancy? Ah, cameriera? Pensaci, il terzo è importante, è quello che fatica di più. Che? È quello che lavora di più, perché il primo è il primo cameriere, il secondo... quello che lavora di più. Certo, quello appena entrato a fare il cameriere. Chi può beh. fare il cameriere? La cameriera. la Facciamola, che ne so, Ida Rendano. Ida Rendano fa la terza cameriera, quella che lavora di più, e adesso che cosa manca? Scusate, penso di aver detto tutto. I cantanti, perché ci vogliono 3 cantanti che cantano per quasi 12 ore. Bene. Allora, Alberto, il primo, chi chiamiamo a cantare al matrimonio di Emiliana Cantone e Rosario Miraggio? Finizio, Nancy, il secondo. Io gli vado a onorare la mia presenza. Oh Maronna, che sgarro, mamma mia, che sgarro che fa, poi dice che la tengo sempre mucca, mamma mia. Allora, Nancy, Gigi Finizio, il terzo? Il terzo gli ammassa tutto quanto, però voglio dire, credo, dici tu? Sì. Sì? No, se c'è qualcuno che mi consiglia. Ma devi dirlo tu, non tu, devi dirlo. Gino Da Vinci. Gino Da Vinci. Io. E siamo Vai, quasi vai, in ci chiusura. pensavo, stavo dove Mi lei? serve soltanto il ristorante dove li facciamo. Scusami Nancy, Sì. pensando ad una bomboniera per Emiliana e Rosario Miraggio, mi devi dire che bomboniera sarebbe? Cioè, una cavalla, una farfalla, un Vabbè, dai, è microfono. una cosa romantica, è semplicemente 2 sposini, sai, In cristallo o di plastica? No, in cristallo perché è sempre più fine, sempre Anche se ha bomboniere. E che stia a bomboniere. Quindi in realtà Emiliana e Rosario stampati in cristallo. Sì, Che ti viene proprio subito di prenderla e di metterla nella cristalliera. sì, ma infatti. Cioè- Almeno magari per i cantanti la prima bomboniera. Prima Perché sì. bomboniere. Senti, Cioè. allora, il ristorante dove si sposano, Alberto? La Fontanina. La Fontanina, dove vanno in viaggio di nozze? E gli auguro il mio viaggio di nozze, spero. cioè? Io mi sono fatta 3 giorni a New York, 2 a Miami e mi sono fatta una crociera che partiva da Miami, mi sono fatta tutti i Caraibi. Quindi la stessa? La stessa. Se con la Ti fate nave? tutto su Cipro. Scusa, ma 15 giorni. ma sulla nave per tutti e 15 giorni ci sei tu a cantare? Ma è troppo assai. Comunque faccio zema loro. E per ricordargli che esisti. E vabbè, allora portano pure i compari, si portano pure i compari, ci stai tu, vengo pure io. Allora sì, andiamo io e te. Io sento di scarete e tu canti per tutto il tempo della Ok. crociera. Adesso ci teletrasportiamo, tra poco torniamo nel Ma disco il di presentatore Nancy. non si dice No, presentatore. presentatore non ci sta. Poi, Come si fa? non ci sta un presentatore. No, Ettore Petrarolo. Non si portano più i presentatori. Come no, si porta? Si portano i Il presentatori. suo comparo, il suo comparo. Ma io sono il compare di Emiliano, io tengo sempre Ah, mucca. sì, già. Allora, vi prego, scusate, alziamoci, teletrasportiamo e andiamo da qualche parte, io non mi voglio appiccicare. Grazie, torniamo tra poco. No, no. Come dice Alberto Selli, devo dire disco lancio. Disco lancio, Carmine Di Tommaso, questa è una canzone nuova che si chiama Come fai, dal disco che si chiama Semplicemente. Vorrei dire alla regia di mettervi di nuovo in esclusiva, perché insomma sono riuscito ad avere anche il telefono di Alberto Selli. E lunedì alle 18:30 è partito un messaggio di Alberto Selli che andava verso il telefonino di Gigione. E Alberto dice a Gigione, scinna coppa stu cavalla.
Gigione alle 18:40 risponde tutto in italiano: Alberto, dopo 6 mesi dalla pubblicazione le canzoni sono di tutti. No, ma questo, no, veramente anche dopo 3 mesi. Ah, allora Gigione la potevo fare pure prima. Sì, l'ha fatta dopo un anno. Dopo un anno. Ma lui è uno di tanti, la regista Ecco. Sabina Musiani. L'ha Anche fatta. qualche spagnolo l'ha fatta. Sì, sì, l'hanno fatta in tante lingue. Hanno fatta- Ma questo forse è stata la forza poi alla fine di questo successo plateale. Sì. Con molta modestia lo dico. Ecco, allora Sergio alza il cursore perché c'ho un altro disco lancio, grazie. Vai. Bene, allora volevo, visto che siamo alla fine, ringraziare tutti, però ringraziare Alberto Selli e Nancy, perché questa mattina ci tengo a dire una cosa: ho avuto veramente come 2 mostri della comunicazione, cioè 2 persone che sono molto forti, cioè avete proprio una sedia nel cuore della gente, perché Grazie. somigliate alla gente, e per fare questo mestiere in ogni parte del mondo, ma a Napoli soprattutto, se somiglia alla gente, se la gente non sente distanza, no, tra l'artista e se stessa, questa, cioè vai alla grande, e voi siete veramente grandissimi in questo. Grazie. Infatti non a caso vi abbiamo messo insieme, perché Nancy per un gruppo di persone, per tante persone, Alberto da tantissimi anni, per tanta gente napoletana, siete veramente, lo ripeto, cioè avete un cuore, una sedia nel cuore della gente. Grazie, bello, Già mi avete grazie. ammazzato, state rindo cuore, capito? Stai là comoda. Allora, Si il mi disco- famiglia praticamente. siete di famiglia nel cuore della gente. Allora, questo è il disco di Nancy, che si chiama Indelebile, e mi auguro insomma di vederla spesso e di ritrovarla spesso, altrimenti sono costretto a chiamare Emiliana Cantone. Dire che lei che fa, insomma. La. Ah, io pensavo che là stava trasando Emiliana, di corsa, come scippa sto disco, man, hai capito? No, invece no. Aspetta, nel primo piano, se no- Ciao Emiliana, ciao. Chiama me. Sì, chiamate me, chiamate lei. 331. Allora stavo dicendo Emiliano, tengo, no, non ce l'ho a caso, tengo, mannaggia. Allora, volevo dire una cosa, il disco si chiama Indelebile, acquistatelo anche, parlo soprattutto a chi ci ascolta in ogni parte del mondo attraverso lo streaming, www.zeusrecord.it. Tra poco Alberto Selli lo vedrete spesso dappertutto, dalla Valle d'Aosta all'ultimo paesino della Sardegna. Abituatevi, o staccata fila la corrente. Sempre con la bandiera della nostra Napoli. Beh, certo, perché altrimenti Ovviamente. che vai a fare? Le canzoni di Fabrizio De André? No, Alberto Selli, proprio dico volutamente, rigorosamente hanno voluto Alberto Selli. Meno male, quindi lo vedrete spesso. Adesso però voglio chiudere e noi ci ritroviamo domani. Domani ci sono Salvatore Cautero e incontro, state fermo con quello cursore, e incontro Fabrizio Ferri che viene a parlare del disco nuovo. Intanto la traccia del disco di Nancy che io preferisco, Si m'è voluto bene. Sì, E un saluto a tutti i colleghi. ovviamente. Ho sbagliato Emiliano, l'ho fatta apposta. Si m'è voluto bene. Poi ci azzecco- Precisiamo che il mio disco è al primo posto della classifica della Zeus per la vendita, quindi grazie di vero cuore. Scusa, no, ma non era. Scusate, poi vedi, mi eccitano, ma non era Emiliana al primo posto? No, caro, sono io al primo posto. Ah, al primo posto, e vabbè Emilia, fatene una Questo ragione. vado via. L'unica differenza è stare al secondo posto. Nancy, grazie a tutti, ci vediamo domani. Ma sono guai, ciao!